per gli scopi del consorzio di bonifica sappiamo bene che il servizio è irriguo e grazie a questo anche per un utilizzo ottimale delle risorse idriche diciamo già dal mese di agosto è partito il servizio di telerilevamento, partito concretamente. Grazie a questo abbiamo potuto censire 8.714 ettari di cui abbiamo avuto delle verifiche e risulta una irrigazione irregolare, logicamente un'irrigazione irregolare presunta per la quale attiveremo, come abbiamo già fatto tramite gli uffici, tutti i controlli convocando logicamente chi ha eseguito queste irrigazioni. Quindi si tratta di un servizio importantissimo, ma soprattutto un servizio che darà la possibilità, oltre che di andare a rilevare quelle irrigazioni, definiamole irregolari, ma anche l'obiettivo di una più equa redistribuzione dei costi del consorzio tra tutti i consorziati, quindi una ridistribuzione dei ruoli. Questo è uno degli scopi principali di quello. Non fare cassa perché il consorzio non fa cassa, ma semplicemente quello di un'equa ridistribuzione. Questo sistema consente anche di controllare il tipo di colture? Assolutamente sì, si possono controllare tutti i tipi di colture, quindi un sistema veramente innovativo del quale il consorzio di bonifica e per il quale io ringrazio veramente tutti gli uffici che hanno lavorato a questo progetto.